Siamo col dottor Carmelo Sgarito, dermatologo, per porgli delle domande. Ecco, maggio solitamente è dedicato alla prevenzione dei tumori della pelle. Che consigli ci dà, dottore? Eh sì, maggio è un mese strategico, diciamo, nella prevenzione del tumore della pelle sul territorio nazionale ma anche sul territorio internazionale, ed è un mese anche chiave perché chiaramente è il mese che apre le porte dell'estate, apre le porte della, diciamo, esposizione al sole, e pertanto ecco, le raccomandazioni da parte degli specialisti diventano puntuali e anche strategiche. La prima raccomandazione che va fatta nel mese di maggio è proprio, infatti ci sono tanti open day, la visita dermatologica, ecco, la possibilità di fare un check-up della pelle per poter fare uno screening della condizione cutanea e quindi capire se ci sono dei fattori di rischio o meno, che poi potrebbero anche diventare dei fattori anche molto pericolosi. Quindi la prima cosa è un check-up cutaneo, dopodiché il dermatologo capisce quali indicazioni dare al paziente. Ecco, in vista della stagione estiva, siamo già a maggio, ora si comincia ad andare al mare, che consigli dare? Considerando anche che siamo stati molto a casa, per cui molto coperti per via del Covid, insomma non siamo potuti uscire, quindi ora ci sarà il forte arrembaggio verso le spiagge, verso il mare, verso il sole. Ecco, quali consigli dare? Appunto, sono consigli importantissimi perché bisogna partire da un principio: la pelle non può essere esposta agli ultravioletti in maniera impropria o diciamo senza un criterio, per cui diciamo la pelle andrebbe esposta al sole con una gradualità, e questo andrebbe spiegato e deve essere spiegato soprattutto ai giovani, quindi alle fasce giovanili che diciamo solitamente si espongono al sole senza criterio. La pelle all'inizio va esposta al sole nelle ore meno calde, meno assolate, parliamo della fascia oraria che va dalle 9 alle 11 o dalle 4:30 del pomeriggio in poi. Questo consente, ecco, un allenamento cutaneo, tra virgolette, quindi la pelle comincia a prendere confidenza con i raggi solari, e poi chiaramente via via si può anche esporre ai raggi solari anche delle ore più calde. Certamente bisogna utilizzare degli schermi solari, non è possibile andare al sole senza gli schermi solari. Perché? Perché la possibilità di incorrere in un'ustione solare apre le porte anche alla possibilità appunto di sviluppare poi negli anni un melanoma, quindi un tumore della pelle che è assolutamente maligno e che quasi sempre ha una prognosi infausta. Quindi diciamo, i due comandamenti praticamente sono la gradualità nell'esposizione al sole e una protezione, un filtro solare diciamo alto, che consente appunto di abbronzarsi, perché non è vero che i filtri solari non fanno abbronzare, anzi consentono un'abbronzatura regolare, e poi chiaramente anche utilizzare gli occhiali da sole e il cappellino. È giusta anche quella considerazione: si è stati anche per molto tempo in casa, quindi c'è anche una voglia tra virgolette anche giustificabile di invadere i lidi, e ancor di più queste nostre diciamo considerazioni diventano importanti perché il rischio diventa veramente un rischio molto alto. Una pelle che è stata abituata a stare diciamo al chiuso certamente non può essere esposta nel weekend al sole liberamente per 4-5 ore, perché le conseguenze sarebbero veramente drammatiche.